Sindaco, la Commissione oggi voleva una provocazione e voi l'avete data. Cultura non come oggetto ma come metodo e un progetto che andrà avanti a prescindere da questo riconoscimento che comunque vi meritate. Questo è il valore della nostra candidatura, cioè proprio quella di lanciare un'idea diversa di cultura e non sempre la solita idea stereotipata che la cultura è solo musica, quadri, danza e teatro. Abbiamo posto delle questioni importanti, dei temi reali che possono essere d'esempio per tutta la nazione. Ci ha fatto molto piacere che la Commissione abbia colto questa profondità di pensiero. Noi ci siamo impegnati con tutti i nostri partner e anche con la cittadinanza a realizzare queste azioni. Se saremo capitale italiana della cultura questo sarà più semplice, ma anche se non lo saremo andremo avanti lo stesso. Metodo più che eventi o cose da fare. Cultura non come oggetto ma come sistema di pensiero. Con queste cose, con questa filosofia di pensiero, mi scusi per il gioco di parole, avete colpito la Commissione oggi. Abbiamo colpito molto la Commissione e devo dire che siamo anche rimasti molto colpiti soprattutto dai giudizi molto positivi che la Commissione ha dato, perché non solo ha ascoltato con attenzione la nostra proposta ma ha anche fatto una serie di sottolineature, non solo domande, indicando come la nostra proposta, il nostro dossier in realtà possa diventare una sorta di dossier modello per tutti i territori italiani simile a questo, e questo è per noi è già una seconda medaglia che ci mettiamo dopo la prima medaglia, che è quella di essere arrivati in finale. Arriverà la terza? Non lo so, io spero tanto di sì. La frase una cultura che ispira, una cultura che crea, una cultura che dona, secondo lei ha colpito la Commissione o no oggi? Beh, io credo di sì, perché le reazioni che abbiamo visto alla fin fine, i commenti che ci hanno fatto, credo delle attenzioni che sono state anche ribadite davvero positive, ci mettono nella condizione di dire che questa presentazione, che questa audizione ha avuto un esito che noi speravamo, forse non ci attendavamo con questo risultato, ecco, devo dire anche dal punto di vista proprio delle asserzioni favorevoli e delle attenzioni così incoraggianti. Quello che posso dire è che sicuramente ribadiamo ancora una volta il dono e la responsabilità. È una cultura che noi abbiamo ricevuto, che è consegna, che è tradizione, ma è una cultura su cui noi oggi insistiamo. Non vogliamo custodire ceneri, ma vogliamo alimentare fuoco. E quindi la prospettiva è di dare vita, di dare suggestione, soprattutto di dare futuro a questa prospettiva che vuol dire cultura, che vuol dire territorio e vuol dire appunto futuro. Nel bel mezzo della presentazione avete colpito la Commissione tirando fuori un mattone, quindi il collegamento naturale alla decostruzione generativa, e poi la mossa degli scacchi. La mossa del cavallo perché? Perché noi siamo un paese, siamo area periferica dell'Italia e quindi, come dire, rappresentiamo quella che è la maggior parte del territorio nazionale, ma nel concorso per la capitale della cultura partivamo da una realtà priva di giacimenti archeologici, culturali, storici importantissimi come altre città concorrenti. Per questo abbiamo messo in atto quello che è il pensiero laterale, quella che è una strategia diversa, come negli scacchi si muove diversamente il cavallo rispetto a tutte le altre mosse, e anche questa mossa del cavallo con il video del nonno che racconta al bambino quello che in 30 anni è stato fatto per migliorare il paesaggio è piaciuto tantissimo. Siamo soddisfatti e orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e tifate ancora per noi. Grazie. Come ha dormito ieri sera e soprattutto stasera che cosa farà? La notte prima degli esami si dorme sempre poco e questa notte dormiamo.